e meraviglioso santuario della insigne chiesa collegiata dedicato alla Nostra Signora Lacrimosa. Prima di dare inizio alla solenne celebrazione in onore di San Sebastiano Martire, patrono e protettore della Polizia Municipale, rivolgiamo un rispettoso saluto a Sua Eccellenza, il Vescovo Monsignor Vittorio Loyola, al nostro Sindaco Rocchino Moliere e a tutti voi qui presenti che con la vostra partecipazione contribuite a rendere ancora più solenne questa ricorrenza. Vi ricorderò di volta in volta i momenti essenziali della cerimonia. Per alcuni istanti il comandante del Corpo di Polizia Municipale di Novi Ligure, dottor Armando Caruso, porgerà il benvenuto dando così inizio alla cerimonia. Prima, i nostri giovanissimi mini vigili porteranno all'altare, deponendoli ai piedi di San Sebastiano, i simboli del nostro servizio, senza e l'orgoglio del nostro servizio. Il fischietto, richiamo e sollecito ai doveri comunitari. I guanti, aiuto visibile e parlante alla circolazione. Li deponiamo sull'altare insieme all'offerta della nostra disponibilità a seguire la nostra ci trova anche quest'anno riuniti per la festa del nostro patrono San Sebastiano. Nel ringraziare il nostro Vescovo che è qui con noi a condividere la nostra devozione, si è gradita l'occasione per augurargli ulteriori soddisfazioni nell'eccellente servizio che sta svolgendo nella nostra diocesi. Questa pausa è comunque una magnifica opportunità per ritrovarci e riscoprire le nostre tradizioni e il nostro ruolo nel cuore di questa comunità alla quale siamo onorati di appartenere, per spolverare e rinvigorire le nostre motivazioni più nobili che i tempi attuali non sempre esaltano o hanno nella giusta considerazione, per mantenere e verificare le regole di una sana e giusta convivenza civile. Questi incontri non sono per noi un debito da pagare alla consuetudine, ma piuttosto un'occasione per rinnovare e rinvigorire l'appartenenza e il servizio alla nostra comunità. Proprio per questo chiediamo l'intercessione di San Sebastiano affinché possiamo continuare a essere protagonisti nello sforzo di mantenere alto lo spirito di servizio, per una sana convivenza, per il bene di tutti. E dello Spirito Santo. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Bene carissimi, mi unisco anch'io ai saluti alle distinte autorità presenti, ma soprattutto a voi, uomini e donne della Polizia Municipale. Vogliamo davvero affidarci all'intercessione di San Sebastiano, guardare il suo esempio alto di testimonianza, chiedere la sua protezione, perché il servizio prezioso che svolgete per la città possa davvero essere sempre più apprezzato per il valore profondo che ha e sempre più capace di stare accanto alla gente, di servire la popolazione in tutti quelli che sono i bisogni del vivere comune, per costruire la città insieme. Ci disponiamo allora a celebrare questi santi misteri nella memoria di San Sebastiano. Lo facciamo riconoscendoci per quello che siamo, bisognosi della misericordia del Padre. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la sua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigeno
nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Neemia. In quei giorni il sacerdote Esdra portò la legge davanti all'assemblea degli uomini, delle donne e di quanti erano capaci di intendere. Lesse il libro sulla piazza, davanti alla porta delle acque, dallo spuntare della luce fino a mezzogiorno, in presenza degli uomini, delle donne e di quelli che erano capaci di intendere. Tutto il popolo tendeva l'orecchio al libro della Signore, legge. sono spirito e vita. La legge del Signore è perfetta, rinfranca l'anima. La testimonianza del Signore è stabile, rende saggio il semplice. Le tue parole, Signore, sono spirito e vita. I precetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore. Il comando del Signore è limpido, illumina gli occhi. Le tue parole, Signore, sono spirito e vita. Il timore del Signore è puro, rimane per sempre. I giudizi del Signore sono fedeli, sono tutti giusti. Le tue parole, Signore, ti siano gradite le parole della mia bocca, davanti a te i pensieri del mio cuore. Signore, mia roccia e mio redentore. Le tue parole, Signore, Apostolo ai Corinzi. Fratelli, come il corpo è un solo e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche il Cristo. Infatti, noi tutti siamo stati battezzati mediante un solo spirito in un solo corpo, giudei e greci, schiavi o liberi, e tutti siamo stati dissetati da uno solo spirito. E infatti il corpo non è formato da un membro solo, ma da molte membra. Se il piede dicesse, poiché non sono mano, non appartengo al corpo, non per questo non farebbe parte del corpo. E se l'orecchio dicesse, poiché non sono occhio, non appartengo al corpo, non per questo non farebbe parte del corpo. Se tutto il corpo fosse occhio, dove sarebbe l'udito? Se tutto fosse udito, dove sarebbe? Prigionieri, la liberazione. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. Poiché molti hanno cercato di raccontare con ordine gli avvenimenti che si sono compiuti in mezzo a noi, come ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni oculari fin dal principio e divennero ministri della parola, così anch'io ho deciso di fare ricerche accurate su ogni circostanza, fin dagli inizi, e di scriverne un resoconto ordinato per te, illustre Teofilo, in modo che tu possa renderti conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto. In quel tempo Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito e la sua fama si diffuse in tutta la regione. Insegnava nelle loro sinagoghe e gli rendevano lode. Venne a Nazaret, dove era cresciuto, e, secondo il suo solito, di sabato, entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia. Aprì il rotolo e trovò il Il Signore ci dona, siamo già alla sera del
precede la domenica, quindi sono le letture di questa terza domenica tra l'anno. Iniziamo la lettura del Vangelo secondo Luca. Avete sentito che in questa pagina che è stata appena proclamata i primi versetti sono proprio il prologo del Vangelo, dove Luca dice le sue intenzioni, quello di rimettere ordine tra le tante cose che venivano dette, che erano scritte di Gesù, dopo aver fatto un'accurata ricerca su ogni circostanza fin dagli inizi, per offrire questo resoconto ordinato a Teofilo, che può essere una persona concreta, oppure tutti coloro che, come dice questo nome, amano Dio, e quindi tutti i credenti. E questo con uno scopo, perché possa rendersi conto della solidità degli insegnamenti che ha ricevuto. Teofilo, come tutti noi, possiamo renderci conto che gli insegnamenti che abbiamo ricevuto sono solidi. Questa è l'intenzione di Luca nel riordinare le tante testimonianze e le accurate ricerche che lui ha fatto su Gesù. E poi subito il Vangelo ci porta al capitolo 4 a raccontarci questo episodio, che è il ritorno di Gesù a Nazaret, a casa sua. Era sabato ed entra in sinagoga. Ormai lo precede una fama, perché Gesù aveva iniziato proprio dalla Galilea il suo ministero. Aveva iniziato ad insegnare annunciando il regno presente, ma aveva accompagnato anche quell'annuncio di tutte le cose visibili ed invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per voi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. Per l'intercessione di San Sebastiano, dona a noi, vigili urbani, la luce per discernere le cose buone e giuste e la forza per compierle sempre con saggezza ed equità. Sostieni, o Dio, i nostri animi perché non si smarriscano di fronte alla difficoltà e siano perseveranti nel dovere.
Fa, o Signore, che noi vigili urbani, preposti all'ordine dei cittadini, al rispetto per tutti e alla difesa dei più deboli, sappiamo essere forti ed attenti nel nostro duro quotidiano lavoro, perché la vita della nostra città si svolga in serenità, giustizia e sicurezza. Amen. Il Signore vi benedica e vi custodisca, mostri a voi il suo volto misericordioso e vi doni la sua pace. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Nel nome del Signore andate in pace. Grazie a Dio. Buonasera a tutti e benvenuti. Grazie a tutti per la vostra presenza alla nostra festa. Leggo ora la relazione sull'attività svolta dal Corpo di Polizia Municipale durante l'anno 2018. Porgo un rispettoso saluto e do il benvenuto alle autorità presenti, ai colleghi delle altre forze di polizia, alle associazioni e a tutti i cittadini presenti. Ringrazio Sua Eccellenza il Vescovo per la sempre preziosa vicinanza per la celebrazione della funzione religiosa. Anche il 2018 è stato un anno impegnativo per il Corpo di Polizia Municipale Novesi, caratterizzato da molteplici difficoltà che sempre più pervadono questa professione. È infatti sotto gli occhi di tutti che la nostra società in generale risulta di natura complessa, dove le difficoltà ed in taluni casi il disagio sociale sono purtroppo esempi concreti quotidiani. Questa condizione fa sì che la Polizia Municipale, che vive il territorio, si confronti spesso con realtà di difficile risoluzione che solo l'ottima professionalità e dedizione al lavoro permette in alcuni casi di risolvere. Per quanto riguarda l'attività sanzionatoria, nel corso del 2018 sono state elevate complessivamente 7.337 sanzioni per violazione al codice della strada, con un incasso complessivo pari a circa 285.000 euro. Tra queste si possono notare le 32 violazioni riferite all'utilizzo di apparecchi cellulari durante la guida, pratica purtroppo consueta ma molto pericolosa per la sicurezza della circolazione stradale, ed è direi una delle pratiche forse maggiormente diffuse ma maggiormente pericolose per la propria e per la sua incolumità. Noi non ci stuferemo mai di dirlo, dedichiamo l'attenzione esclusivamente alla guida senza ulteriori cose che possono distrarre e in qualche modo compromettere la nostra vita. 11 sono stati i sequestri per auto in circolazione senza copertura assicurativa. Una la denuncia trasmessa alle competenti autorità per guida in stato di ebbrezza. I veicoli rimossi per violazioni varie sono stati 102. Le violazioni per velocità eccessiva sono state complessivamente 383, di cui buona parte rilevate con strumentazione elettronica. Questo dato conferma, ahimè, che si tende un pochino ad andare troppo forte sulle strade. La velocità massima consentita nei comuni, all'interno dei comuni, che è di 50 km all'ora, non significa che bisogna andare a 50 km all'ora. Significa che in base alla strada che percorriamo dobbiamo tenere una velocità prudenziale che ci permetta di fermarci di fronte a qualsiasi ostacolo prevedibile. 37 le violazioni accertate per la guida di veicolo non sottoposto a revisione. I sinistri stradali rilevati sono stati complessivamente 279, di cui 72 con lesioni alle persone, uno purtroppo con esito mortale. Sono stati costantemente monitorate e presidiate le piazze cittadine dove più alta è la presenza di questuanti, parcheggiatori abusivi, in qualche occasione moleste, con il chiaro intento di limitare il fenomeno e soprattutto il disagio che in qualche occasione lo stesso genera nei cittadini. Noi cerchiamo ovviamente con le leggi che sono presenti e che sono
leggi dello Stato, di limitare, di in qualche modo contrastare un fenomeno che in qualche caso va contro le norme di legge, perché quando queste persone, che sono appunto persone che magari hanno anche bisogno, ma che purtroppo in qualche caso sono moleste e si sentono magari e si fanno forza con persone che sono magari anziane piuttosto che donne, eccetera eccetera, purtroppo in questi casi dobbiamo per forza intervenire e cerchiamo di limitare questo fenomeno. Complessivamente sono state trasmesse 238 notizie di reato alla competente Procura della Repubblica, numeri che confermano l'impegno profuso dalla Polizia Municipale anche durante il trascorso stradale nelle scuole cittadine, interessando 98 classi per un totale di 1949 alunni. Quindi è stata fatta una ottima opera di divulgazione, di educazione stradale, cercando di trasmettere alle giovani generazioni quelli che sono i principi diciamo a salvaguardia della loro tutela, a salvaguardia delle loro vite, a salvaguardia di tutti gli interessi comuni che, come diceva prima Sua Eccellenza, regolano la nostra comunità. Assieme poi all'educazione stradale, tra l'altro, abbiamo anche inserito una parte che riguarda la protezione civile, vale a dire come salvaguardare la propria incolumità in caso di emergenza. Formazione per le giovani generazioni. In giro per le strade non si vedono quasi più ragazzi senza casco, sempre più giovani si allacciano le cinture di sicurezza, almeno quelle anteriori. Bambini e ragazzi appaiono molto più informati in tempo rispetto ai rischi ai cui possono incorrere o che potrebbero provocare in strada. Poi mi sono anche segnato, forse bisognerebbe educare, oltre ai bambini e ai ragazzi, anche gli adulti, che forse da questo punto di vista superano di gran lunga i ragazzi. E se la scuola è sempre più oberata di progetti, risulta opportuno continuare su questa strada in modo da formare ed educare le nuove generazioni e i futuri utenti della strada. Per poter trasferire ad altri quello che noi riteniamo utile ai fini della sicurezza stradale, occorre documentarsi, studiare e aggiornare la nostra formazione sul tema e sui modi efficaci della fine. Abbiamo inserito 2 filmati molto, direi, crudi, a ragazzi di quinta, molto crudi e toccanti, che in qualche modo ha colpito, abbiamo visto che ha colpito la loro attenzione, forse anche la loro coscienza, era vista anche il film che era presente. Ai fini del miglioramento della sicurezza stradale bisogna poi lavorare anche agli altri aspetti, come ad esempio la segnaletica stradale, che se è efficiente sicuramente aiuta l'automobilista al rispetto delle norme del codice della strada. Per il 2019 la Polizia Municipale continuerà a impegnarsi su tutti i fronti di competenza, in particolare rimanendo accanto ai cittadini che più ne hanno bisogno, cioè anche facendo riferimento alle nuove norme attinenti alla sicurezza urbana e a quelle che hanno modificato. Hanno contribuito, direi, sicuramente a salvare la vita di un'anziana che non dava segni di vita da un po' di tempo, da 1 o 2 giorni prima. Quindi i nostri agenti allertati da una vicina di casa hanno fatto il primo bussato, hanno cercato di vedere dalla porta, non si vedeva, poi fortunatamente hanno pensato di farsi dare il numero di telefono dalla vicina, hanno fatto squillare il telefono e hanno sentito che il telefono squillava all'interno di casa. Allora si sono subito ingegnati, hanno chiamato i vigili del fuoco, con i vigili del fuoco sono entrati in casa. La signora era ancora viva fortunatamente, ma era impossibilitata al movimento perché era caduta nel salotto, era lunga per terra e poi è stata subito chiamata al 118 e fortunatamente in quel caso lì è andata a buio. Quindi anche in questo caso direi che meritano un applauso. Ringrazio il gruppo dei Carabinieri in concedo, il suo presidente Sergio Quagliozzi, che non vedo da qualche parte, c'è, eccolo là. Ringrazio per la collaborazione che sempre la disponibilità ci dà sempre. Un saluto a tutti i colleghi che si stanno godendo riguardo ecologiche e zoofile, qualcuno mi dimentico sempre, ma comunque. Un saluto a tutti i colleghi che si stanno godendo la meritata pensione e un pensiero a chi tra i colleghi non è più con noi, come ad esempio i cari indimenticabili Franco Repetto e Luigi Caraviani, ai quali dedicherei un applauso.
hanno accolto nella bellissima e restaurata chiesa della Trinità. Mi interrompo solo un attimo perché volevo, anzi no, dopo. Infine saluto e ringrazio l'amministrazione comunale che, attenta alle esigenze cittadine, sta valutando e procederà alla sostituzione del personale andato che sta andando in quiescenza, e dico tutto, tutti quanti. Vedo Francesco Raso che ha dato anche oggi il meglio di sé, insomma, come per l'organizzazione religiosa, quindi lo ringrazio personalmente, e tutto il personale del settimo settore che costantemente presta la propria attività al servizio della nostra comunità e che ha contribuito alla buona riuscita di questa giornata. Mi pregio, vorrei comunque fare veramente un apprezzamento e salutare eccolo qua, Gabriele Grosso, che insomma si fa sempre non in 4 ma in 1004 per darci una mano. Lo saluto anche perché lui a me, insomma, fra un po' durante l'anno dovrebbe andare in quiescenza e penso che ci mancherà. Un applauso. Il sindaco consegna un attestato all'ispettore Trentin per i 30 anni di presenza nel corpo. Quindi per un saluto della prefettura lascio la parola al dottor. Magari si sentiva anche senza, ma per facilitare le cose, visto che poi le nostre voci d'inverno non sono così squillanti. Eccellenza Reverendissima, signor Sindaco, signori comandanti ufficiali delle forze di polizia, autorità, cittadini, volontari, sono veramente onorato di essere qui. Ringrazio il comandante per un suo invito personale che mi consente, da cittadino di Novi, di avere la prima rappresentanza ufficiale come viceprefetto vicario della provincia di Alessandria. Dal 2 novembre 2018 ho l'onore e la gioia di ricoprire questo incarico dopo tanti anni di militanza nella prefettura alessandrina come funzionario, come capo di gabinetto, e poi dopo questo periodo di 7 anni passato ad Asti, nella bellissima città e provincia di Asti, per il mio primo incarico vicariale. Io credo che il comandante non abbia fatto un discorso tedioso, come giustamente il segretario comunale abituato a regolare un po' le sedute dei consigli e a verbalizzare, giustamente dice non è stato lungo, non è stato esagerato, perché ha tracciato un affresco di una città dove le parole d'ordine sono coesione e prossimità. Coesione e prossimità che sono i primi adempimenti e i primi obiettivi della polizia locale, in un concetto di sicurezza integrata che, con le ultime novità legislative da 2 anni a questa parte, mi riferisco ai decreti legge convertiti in legge del 2017 e del 2018 sulla sicurezza urbana, che opportunamente sono stati prima citati, consentono alla polizia locale di avere un ambito di tutela completo della civile convivenza e della pubblica tranquillità, pur rimanendo nell'ambito di quelle che sono le specialità proprie della polizia locale, il rilevamento degli incidenti stradali in ambito urbano, che libera le forze di polizia dello Stato da tante incombenze, quindi è importantissimo. Le funzioni di polizia amministrativa, di polizia annonaria, di polizia urbanistica, quanti abusi si celano in queste attività. Nell'attività commerciale posso avere il commercio abusivo e la contraffazione, nell'urbanistica posso avere le violazioni urbanistiche che poi si riverbano sul territorio, danneggiano il territorio e provocano poi purtroppo l'intervento della protezione civile, visto che oggi abbiamo tanti appartenenti alla protezione civile. Quindi la nostra vita di cittadini sarebbe molto meno tutelata se non ci fosse la polizia locale con i suoi ambiti specifici di attività, in un concetto di sicurezza integrata che diventa sempre più sicurezza partecipata, che quindi non solo attua la stretta collaborazione con le forze di polizia dello Stato, che vedo schierate in prima fila e che ringrazio come rappresentante della prefettura che tutte le coordina, e del governo, ma
con la partecipazione attiva della comunità, della collettività, dei cittadini. E qui la cosa più bella che ho visto oggi in questa magnifica celebrazione religiosa che Sua Eccellenza ha presieduto, la cosa più bella che mi ha quasi commosso sono i nostri mini vigili, i nostri vigili in erba, i nostri ragazzi, i nostri bambini. Sono persone, e ringraziamo anche le loro famiglie, perché danno questo segnale di educazione, sono persone che imparano la civile convivenza. Il comandante, da uomo modesto qual è, ha detto siamo andati a fare l'educazione stradale nelle scuole. No, avete fatto molto di più, avete fatto educazione civica, avete formato i cittadini del domani. Sua Eccellenza oggi diceva il nostro mondo è complicato, c'è sempre meno il rispetto dell'autorità. Ecco, voi insegnate il rispetto dell'autorità che si fonda su una legge in uno Stato democratico. Il rispetto dell'autorità non vuol dire autoritarismo, vuol dire rispetto reciproco del proprio compagno di scuola come del proprio vicino di casa, del professore come del maestro, del sindaco come del comandante, ma non perché sono, riprendo sempre i temi della celebrazione perché sono ancora freschi nella memoria, non perché sono unti del Signore o hanno qualcosa in più o sono monarchi e governanti per grazia di Dio, ma perché ricoprono un ruolo che gli è stato affidato dalla legge o dagli elettori o in virtù di un concorso pubblico in uno Stato democratico. Per elencare un po' l'attività di quello che ha fatto la Protezione Civile nel 2018. Attività pratiche del gruppo del volontariato di Protezione Civile anno 2018. In tutto il periodo dell'anno il gruppo ha fatto delle esercitazioni con il materiale in dotazione, fotopompe, pole faro, generatore di corrente e altre attrezzature in dotazione al gruppo. Tali esercitazioni servono per tenere aggiornati i volontari dall'utilizzo degli stessi e ad assicurarne la loro efficienza. Sono state fatte delle esercitazioni radio, prova sintonia radio rete e per Connect con postazione fissa, veicolare e ricevitore trasmittente portatile. Esercitazioni fatte con la provincia di Alessandria, Regione Piemonte, Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, Vigili del Fuoco e la Croce Rossa Italiana. Ci sono stati degli interventi con i presidi territoriali in occasione di allerte gialle idrologica ed allerta gialla per il vento forte. Hanno partecipato alle esercitazioni europee con il coordinamento provinciale di Alessandria. Presso il Museo dei Campionissimi si è realizzata la giornata regionale della protezione civile, iniziativa rivolta a tutta la città e alle scuole superiori, che erano presenti con 380 alunni, quella che citava prima il comandante. È stata montata una tenda gonfiabile presso lo stabilimento per negozi in supporto logistico per il sostegno ai dipendenti. Tutte queste attività sono precedute da riunioni di gruppo, sia per organizzare che per programmarle. Il gruppo di protezione civile comunale si è impegnato in altre attività in supporto alla polizia municipale, quelle che sono assistenza alla corsa ciclistica a Milano-Sanremo, alla corsa ciclistica a Giro dell'Appennino, all'assistenza alla corsa podistica Stranovi, alla corsa ciclistica della Gran Fondo, assistenza a corsa podistica attraverso i colli novesi, maratona d'autunno, spettacolo pirotecnico della Madonna della Neve, assistenza a fiera di Santa Caterina e assistenza ai concerti musicali di tutta del 2018. Il gruppo di protezione civile comunale è molto sensibile, come diceva il comandante, è attivo alla sensibilizzazione del tema di protezione civile e vuole partire anche dai più giovani e organizza da tempo gli incontri con le scuole elementari. Nell'anno 2018 ha coinvolto 429 ragazzi. Con grande orgoglio sono qui a elencarvi le attività del gruppo che come avete sentito è molto attivo. Voglio sottolineare una cosa importante che nel gruppo è molto presente, il valore del servizio gratuito, che ha permesso di trovare all'interno non solo dei colleghi ma degli amici pronti a mettersi a disposizione ad ogni chiamata. Da parte mia e di tutta l'amministrazione un grazie e un forte abbraccio a tutti i volontari, ai coordinatori, capisquadra e al comandante che ci sopporta e ci aiuta, anzi noi aiutiamo loro, e soprattutto anche ai vigili che collaborano insieme con la protezione civile. Sono stato breve, vi ringrazio anche della presenza vostra
qua tutti insieme, ringrazio anche Sua Eccellenza, che è un amico. Sono stato breve anch'io, conciso. Adesso grazie ancora. Bene, buonasera a tutti. Innanzitutto un saluto a Sua Eccellenza il Vescovo e il Dottor Ponta, la rappresentanza della Prefettura, delle autorità militari, tutti voi che avete voluto dimostrare la vostra vicinanza e il vostro affetto alla Polizia Municipale. Davvero un saluto particolare al nostro Vescovo perché come sempre dimostra la sua attenzione, la sua vicinanza a tutto quello che accade nella nostra città, e per noi questo è molto, molto importante. Oggi per noi è una giornata particolare, come ha detto prima il comandante, non è soltanto un fatto rituale perché tutti gli anni dobbiamo celebrare il nostro patrono, lo facciamo in modo convinto perché questo è un modo per dimostrare il nostro grazie alla Polizia Municipale, al loro lavoro particolare e difficile. Effettivamente, come ha detto il nostro Vescovo in chiesa, viviamo in un momento particolare dove la conflittualità ormai purtroppo diventa un fatto comune, non è più un caso eccezionale. E questa conflittualità poi è difficile gestirla, soprattutto per cercare di far creare un equilibrio tra i diversi interessi che sono contrastanti tra di loro. Quante volte ci capita di ricevere le persone che ci chiedono di fare le multe e il giorno dopo le altre persone che ci chiedono di non fare quelle multe, e quindi devi trovare un giusto equilibrio per cercare di far convivere quelle diverse situazioni, perché ci sono interessi che possono sembrare contrastanti ma sono comunque interessi di cui bisogna tener conto, e quindi questa conflittualità va gestita se vogliamo fare in modo che la nostra società, che la nostra comunità viva una situazione di serenità e di tranquillità. È certo che il fatto che sempre meno si riconosca l'autorità, questo in generale è un problema della nostra città, un problema del nostro tempo, sicuramente ci deve far riflettere, e io voglio ricordare che la nostra associazione, quella dei comuni italiani, ha presentato poco tempo fa una proposta di legge di iniziativa popolare per fare in modo che l'educazione civica sia di nuovo protagonista della nostra vita, in modo particolare nelle nostre scuole, perché io sono convinto, e tutti noi credo siamo convinti, che con un po' di buonsenso e con, naturalmente, avendo in testa quali sono i principi del convivere comune, molti dei nostri problemi sarebbero già risolti, non ci sarebbero. E invece siamo di fronte a questa conflittualità e a questa mancanza molte volte di educazione civica che ci porta a rendere tutto più difficile. Allora io credo che anche una proposta di legge, che spero che il nostro Parlamento discuta nel più breve tempo possibile, possa, come dire, di nuovo fare in modo che l'educazione civica sia uno strumento fondamentale per l'educazione dei nostri cittadini. Noi non abbiamo bisogno soltanto di far crescere le nuove generazioni, dobbiamo farli diventare cittadini, buoni cittadini, e per diventare buoni cittadini bisogna avere in testa i principi fondamentali che sono dettati dalla nostra Costituzione, ma anche appunto i principi che sono alla base del nostro convivio. Polizia Municipale. Vorrei ringraziare anche il comandante per tutti gli sforzi che ha fatto, perché noi siamo in convenzione con la Polizia Municipale di Novi, grazie all'interessamento del sindaco, grazie all'interessamento del comandante, con gli sforzi che fanno, perché la carenza di personale la conosciamo da tempo, però loro ci danno un servizio, io parlo per il mio comune, siamo in convenzione con altri 2 comuni, mi pare con loro, e ci hanno sempre supportato e sopportato anche nelle nostre
nelle nostre situazioni che quotidianamente anche noi abbiamo da